Uagliolo. Salute, hai domande nanta Uagliolo? E io sciucco, ti rispondimo. Vedi, Uagliolo è una malattia che dà rigioli rossi nanta abele. Ti domandi come perché? Temo da spiegare. Uagliolo è una malattia assai contagiosa. Vuol dire che lo si può piaffare giù le susisco. Susisco si chiama Uagliolo zostersisco. O allora, più semplicemente, UV-Z-V. Si biata in rigioli di gente che ha Uagliolo. Non c'è mica toccare i rigioli. Si può dire casca malato respirando le gocce piene di sisco che le mandano le persone quando le parlano o cantano. E per un naso o a occa che l'ubo entra o sisco in la nostra persona. Una volta dentro, piadia fino a belle, dove lo va a spuntare una massa di rigiolucci rossi. I rigioli sempre pieni di liquido e danno bruido. Abbiamo sempre a voglia di grattarci, ma non ci vuole proprio a grattare. Se tai Uagliolo, poi via un bagno debido con sinsico di bicarbonato o di vena. Esiste un'illusione che calma il bruido. A un gabo di qualche giorno, i rigioli seccano e fanno grostole che cascano. Dura da 10 a 12 giorni, ci tocca pazienza. Anche di razza che di regola si via solo una volta Uagliolo in una vita. E se non ci dobbiamo vaccinare contro questa malattia, non si via più. Ecco, ora capisci meglio che lei Uagliolo.